4 come il numero delle volte in cui queste squadre si sono affrontate, hanno dato spettacolo e adesso ne promettono ancora un po'. Amici di Sportisti di buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati al Pala Don Bosco per la quarta edizione del derby Athletic Club Palermo contro Palermo Calcio a 5. Lo bianco Giuliano può andare in pomeriggio, allora vada Mozzolino, conclusione fuori da Marretta, poi Russo scambia con Marretta, evitando la scivolata, Russo davanti a Mazzola, il palo di Alberto Russo, si salva l'Atletico che prova a ripartire, allora riparte Mineo, rulletta arrestata, Ripozzolino che la tiene in campo, Mineo, Russo, Mineo, arriva Daricca, la palla è per lui, palla fuori, occasionissima per Daricca, Saviano, fermato a Tuzzolino, prova a ripartire, Saviano, Tuzzolino, calcia, respinta di Misurata, Saviano, palla ancora per Consiglio che si butta nello spazio, triplicato e fermato, Tubè, torna Consiglio, palla per Gianno, conclusione fuori da parte del 9. Fiorentino evita Saviano, Fiorentino! La giocata pazzesca da parte di Fiorentino che sblocca all'improvviso il risultato, avanti l'Athletic Club Palermo. Russo raddoppiato, riesce a girarsi Russo, palla fuori, si rammarica, aveva fatto una grande giocata con Russo. Giuliano, questa volta non la riesce a tenere, poi fallo di Giuliano, tiro libero per il Palermo. Arriva il fischio, c'è la rincorsa di Consiglio, para Mazzola e nega il pareggio. Fiorentino, Tuzzolino, palla per Tubè, se la sistema, calcio, deviazione e poi Fiorentino si dimora. Passi contro Saviano che gli porta per il pallone, prova a ripartire il Palermo, Saviano manda sul colpo, Saviano e Daricca contro Mazzola, 17:57, fischia l'arbitro, parte Daricca, ancora una vita, Tuzzolino lo bianco sopra la traversa ad un passo dal gol l'Athletic, palla per Fiorentino che passa sul Lucchese, è un 2 contro 1, Fiorentino per Tubè, Misuraca la prende del mister Alcarini, palla per Delisi, evitato Gianno, poi palla geniale per Fiorentino che se lo divora questa volta. Batte Misuraca, lungo Lucchese! Inaspettato, avanti Rizzuto, Saviano, Daricca, fallo di Fiorentino, tiro libero, c'è il tiro libero, fischia il primo arbitro, la rincorsa di Daricca, la parata di Mazzola questa volta e si rimane 2-1 e c'è ancora vita per l'Athletic. Delisi prova a correre, lo ferma Rizzuto, per la palla rimane lì, Vallecchia, Tuzzolino traversa, incredibile, traversa il Tuzzolino, palla dentro, Delisi, lo bianco, un po' complicata questa giocata e allora può andare Daricca, atto per tutto Mazzola che lo ipnotizza. Rizzuto, Tuzzolino recupera ma Mineo se la riprende, Mineo corre, Mineo la palla dentro, la rete di Vincenzo Saviano. Punizione di Tuzzolino, cerca Tubè, palla fuori, era spiazzato Misurata. Torna in porta Mazzola, torna ad attaccare il Palermo con Mineo in giocata. Mineo! Salvataggio clamoroso di Tubè!
calcia, respinge Rizzuto, poi Dubé, respinge Rizzuto, palla dentro, Vallecchia, succede di tutto, ma la palla non entra. Proprio quella palla, intercetta Dubé, poi Mineo. Tiro libero, rosso per Dubé. Dal portiere dell'Athletic fischia l'arbitro, la rincorsa di D'Arica. E fa 4-1. Affrontato da Consiglio, poi Rizzuto, gran palla recuperata, Consiglio, finta di colpo, Rizzuto, Mazzola, 1:34 alla fine, Consiglio contro Mazzola, fischia l'arbitro, la rincorsa di Consiglio, Mazzola, fischia l'arbitro, la rincorsa di Pace che calcia, Mazzola glielo prende. Intanto ultimi secondi, Palermo calcia a 5 che porta a casa ancora una volta il derby del Palermo Bosco, come in Coppa, anche in campionato battuto l'Athletic Club Palermo